Nei vecchi film dei sembero milis si vedono danze, colori e sorrisi, le feste paesane, un tripudio di allegria, dove il cuore batte forte in armonia. Tra fuochi e canti sotto il cielo stellato, il paese rivive in ogni volto amato. Ora adesso
giocato. Attenzione, le coppie sono amatori dai 19 ai 35 anni. La coppia numero 1, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26, 27, 28. Per favore entrate. Coppia numero 1, 5, 14. Facciamogli una salire. Salutiamo i nuovi arrivati, ricordando loro che dopo la gara ci sarà la possibilità per tutti di mangiare delle favolose porzioni di pesce arrosto che il ristorante della Salina ha preparato per voi. Scusa, possono organizzare anche il segno. Sì, attenzione, speriamo gentilmente di evitare di fumare dentro la sala perché deve essere pronta per le ore 22 per la serata in compagnia dell'orchestra della Romagna e invitiamo quindi anche le persone che stanno mangiando qualcosa a farlo fuori dalla sala perché deve essere presentabile nel migliore dei modi. Evitiamo quindi patatine e via discorrendo, sigarette e tutto quello che può in qualche modo compromettere 6, 27, 28. Seguiamo istruzioni a Gianni. Bravi. Allora io provo la mazurka, avrò la prova di tutto il pubblico, anche se insieme, e di conseguenza di confermare la volontà di esibirsi con questi tre motivi, il secondo dei quali è un valzer. Attenzione, seconda prova, valzer.
quello non è ballante perché tu. I signori giudici sono Gianni Doria, Giuseppe Lippa e Mario Sanna. Da ridurre a 6 questa competizione con 11 coppie, ancora una volta chiamati ad esibirli con una infine con la polka. Prendiamo fiato, occupiamo le postazioni in pista, seconda prova anche questa per metà. Benissimo, bisogna saltare, per sfidare l'acqua abbiamo bisogno di un attimo di respiro per proporre la polka. È come il lavoro.
anticipatamente. Volevo ricordarvi per questa sera, per l'esibizione dei potenziali campioni del mondo per le danze standard, Caterina Arzentone e Augusto Schiavo. Vi invito a rimanere qui questa sera, anche perché, diciamo, tutti noi siamo inoltrati nella danza e perlomeno sappiamo dare una valutazione. E poi lui vi aspetta. Io ho già avuto modo di parlare con Augusto e grosso modo con i dirigenti dei vari club. Ho una certa, così, 2 paroline ce le siamo scambiate, e per cui sicuramente mi hanno garantito che tutti voi questa sera sarete qui per applaudire Caterina e Augusto, anche perché pur ballando molto bene, chi non è inoltrato nella danza come tutti noi può piacere relativamente, anche perché loro, chi balla per il ballo di uso comune, solitamente danza per poter divertire così se stesso e non inoltrato ancora nella danza di competizione. Per cui l'appuntamento è a tutti voi, ci tengo in particolar modo, questa sera alle 23 circa, e vi ricordo che la premiazione si terrà quindi dopo le 22:30, perché credo che la direzione debbano allestire di nuovo la sala per i prossimi ospiti. Per il momento è tutto, grazie per la gentile attenzione. Buona continuazione. Grazie Coppi. Numero 27, numero 26, numero 19, numero 18, numero 13, numero 11, numero 3. Ripetiamo adesso in crescendo: 3, 11, 13, 18, 19, 26, 27. I signori giudici sono Gerry Doria, Giuseppe Libba e Mario Sanna. Se i ballerini sono pronti possiamo partire con la prima prova, Mazurka. Era la prova finale della Mazurka. Gabriele, passami accanto, ti fanno fotografare. I ballerini, terza prova, la polka.
siate gentili in prossimità della pista, spegnete le sigarette se vi è possibile, anche perché l'abito di Caterina è molto costoso, poi spiacerebbe comunque. Ebbene, il primo ballo che vi presenteranno Caterina e Augusto è il ballo che ha maggior coefficienza di difficoltà per le danze standard, ma io ho già avuto modo di poter vedere che tutti voi siete intenditori della danza, quindi è il ballo che ha meno coreografia, ma vi assicuro il maggior ballo che ha maggior coefficienza di difficoltà. Per voi lo slow foxtrot Caterina e Augusto. Prego la regia. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring's like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long Per lo for. slow foxtrot Caterina giunto a Augusto Schiavo. Ma io penso che non sia sufficiente, io credo che sia proprio il caso di spallarsi le mani, perché siamo qui per la prima volta in Sardegna. Il prossimo campione del mondo per le danze standard. Per il secondo ballo grazie a Caterina e Augusto, solitamente presentano questa banda di televisione in Palazzetto della Scuola. Grazie di voi.
e viene da Quickstep. Rimaniamo nello stile inglese per il valzer lento. Prego la regia, dopo questo prossimo brano sarebbe veramente carino che tutti voi vi stellaste le mani perché è un'interpretazione fantastica. Per gli intenditori di musica solitamente il valzer inglese è battuto su 32 battute al minuto, lui lo danza in 26 battute al minuto, quasi è un po' difficile. Prego la regia, prego ad Augusto e Caterina. L'incontro è stato ormai campione del mondo, il prossimo campione del mondo. L'unica variazione sentita questo anno fantastica selezione di danza viennese. È dura in Germania dover vincere il valzer viennese, quindi lui vincere anche il valzer viennese. Bene, siamo quindi arrivati alle ultime note per ciò che riguarda questa splendida esibizione. Manca l'ultimo ballo, ho preferito lasciarlo per ultimo. Ma è bene che dedichi lui a questo punto l'ultimo ballo e io penso che abbia qualcosa da dire. Augusto, vuoi venire qui vicino a me? Perfetto, eccoti il microfono. Signore e signori, buonasera. Intanto io
io e Caterina vorremmo ringraziarvi moltissimo per i vostri magnifici applausi e il vostro accoglimento così gratuito, gratificante. Volevamo ringraziare per averci dato l'opportunità di essere qui questa sera con noi il Club Studio Danze 2000 di Stefano Burgio. Siamo felicissimi di essere qui e di aver avuto l'opportunità di essere venuti in Sardegna per la prima volta. Abbiamo trovato delle persone squisite e molto cordiali che ci hanno fatto sentire a casa nostra. Vorremmo adesso ringraziare chi ci ha portato alla danza, chi ci ha dato tutto quello che aveva dentro di sé e ce lo sta ancora dando, con tutto il suo cuore, con tutto quello che può dare a un figlio, non a una coppia di allievi. Ed è il maestro Gianni Doria. Senza di lui Caterina non sarebbe diventata così brava com'è e io non sarei diventato così grosso. Vi vogliamo ringraziare dal vivo del nostro cuore per l'immensa accoglienza che ci avete dato e vi vogliamo salutare con un tango. Speriamo che sia di vostro gradimento. Grazie. Questo è il tango, è il caso di stellarsi le mani, il potenziale campione del mondo, oggi per la prima volta che in Sardegna ospite di questo favoloso dancing così aperto, dancing estivo, almeno diciamo che a me è definito le cupole delle saline. Augusto Schiavo e Caterina Argenton. Ah, io mi alzerei anche in piedi, perché Elisabetta, sei il camice da infermiera che segui gruppo Livas, cosa serie questa cosa? Una cosa brutta, Stefano non vuole che, ecco così, vedi? È molto meglio in queste condizioni, perché il pubblico non riesce ad applaudire con questa vestaglia da infermiera. Dio mi ascolti la prima coppa, Isa Pregungia, che non mi sembra vero. E allora, via, bacio incorporato, forza ragazzi, distribuzione. Succhioti sul collo, via, guarda come lo merita. Togli il prezzo da qua sotto perché generalmente gli sponsor dimenticano di fare questa manifestazione. Contenta?
buon ritorno a Villamar, vieni a trovarci a Puzzuido domani, abbiamo carne di seconda mano da venderti, c'è le telecamere velocemente, inquadriamo l'altezza di Gabriele che ha soli 12 anni, potenza degli omogenizzati, io sono dietro di lui, non so se riesco a superarlo. Gabriele, eccolo qua, Gabriele, 14 anni, forza, bacetto, portate i gradini per baciargli il collo, guardate quanto è alto. E approfittane, togliti i capelli dalle guance e dagli un bacione modello rococò, così, contento? La coppa da restituire in settimana, grazie, ciao, sono andato via, contenti? Siete arrivati qua per vincere, non c'è problema. Un omaggio alle telecamere così velocemente, bacio incorporato, sei contento? Daniele, guarda un altro, via, sbottonati un po', sbottonati così, te lo da meglio, perfetto. Ecco, Alessio, l'unico ballerino che grazie a Dio anche in piena estate può dimostrare che è completamente depilato. Occhio alle telecamere. Terzo classificato, avviciniamoci primi. Ciao, grazie. Velocemente, dice Stefano che al secondo posto con numero 16 provenienti da Villamar si sono classificati Sara, Piu e Remo Senis. Lo faccio io la sigla? Curva? Fammi vivere questo momento di gloria, mi sembra che sto vivendo a fianco di Lorella Cuccarini. Sono contento, bene. Bacio, alito pesante, anche a lui. Ecco, questo è il dépliant che indica quanto dovete pagare per aver partecipato a questa gara. Ciao, buon ritorno a casa, arrivederci. Primo posto, sempre da Villamar, stavolta Sandro ha fatto man bassa, Sandro Murro, ma insomma, vado a aprire un negozio di coppia a Villamar. Sempre da Villamar, Sandro quando si mette è incredibile. Primo classificato Diego Avis in compagnia di Ersilia Pioppo. Grazie Ersilia, sei arrivata stamattina a Puzzuido, Ho notato che ti stai spellando. A Villamar il sole purtroppo batte meno, Puzzuido località marittima, approfittatene per mangiare alle saline. Ersilia si è tutta spignata e domani fa la sua bella figura, ma questa gonna come mai è solo a metà? Adesso prendendo la coppa riusciamo a comprare anche l'altra parte che manca? Ascolta, ecco. Oh, vogliamo fare una cosa particolare? Perché non è il caso di farvi vedere mentre vi baciano. Datemelo anche voi un bacio, dai. Grazie, Ersilia. Oh, e fallo liscio, standard, dove sono? Ah, c'è categoria senior. Chi ne bacia? Baci amplificati. Contenta signora? Devo seduvagli. Arrivederci. Devo seduvagli. Al terzo posto, grazie Giuseppe per questa straordinaria situazione. Al quarto posto sempre arrivano da qua. Guarda, ha fatto man bassa. Allora, al terzo posto si sono classificati la coppia formata da Laura Meloni e Gennaro Carlini. Senior. Buonasera signora, noi siamo rimasti stasera veramente colpiti dal suo abito e speravamo di vederla ancora una volta stasera in questo meraviglioso, purtroppo sudato, isciusto, l'abito si è isciusto. Grazie alla vostra partecipazione, vi mando un po' di crisi per provocarvi le guance. Contento? Vuole il replay?
Grazie Gennaro, grazie Laura, buon ritorno a Quartu, vi aspettiamo alle saline, siamo aperti fino a novembre, il 2 chiudiamo per i morti. Secondo posto, Quartu, ha fatto man bassa, Quartu si aggiudica il secondo posto con la coppia Rita Boi e Francesco Farci. Eccoli qua, Rita e Francesco. Ciao Checco. Ciao Rita. Coppa. Checco, avete il risucchio ammorbidito al quarto, eh? Ho notato come. Grazie per la vostra partecipazione, buon ritorno a casa. Stiamo terminando. Prima coppia classificata. No! Nome della società Studio Danze 2000. Primo classificato Lori Rosmarino Mondo Caria. Bravi. Oggi al cospetto di Gianni, il più grande Gianni Noria, il più grande giudice italiano, vi siete aggiudicati questa prestigiosa coppa, primi classificati. Siamo veramente contenti di poter dire che gli sforzi voluti dalla famiglia Murgia e in particolare da Stefano hanno dato dei risultati incredibili. Studio Danze 2000, primo classificato. Bravi di liberarti di noi, invece no, neanche Gennaro che riceve una coppa. Al sesto posto Studio Danze 2000 si aggiudicano la coppa Annalisa Mele e Raffaele Caddeo. Eccoli qua, Annalisa e Raffaele, coppa ricordo. Raffaele sta giocando a ping pong per poter baciare tutti. Ciao Annalisa, grazie alla tua eleganza. Ciao. Al quinto posto si sono classificati altri due protagonisti dello Studio Danze 2000. Paola Pucci. Ciao Paola. Allora, ecco, vedete di qua, attenzione, attenzione Aldo, adesso tu costringi due ragazzi ad inchinarsi per darti un bel bacio sulla guancia. Sei pronto e preparato, eccoli qua, le gotte sono tue, forza! Vi chiediamo troppo se vi chiediamo di abbandonare la pista girando con un ritmo qualsiasi, purché facciate capire chi stasera non era presente cosa avete realizzato con la vostra esibizione, velocemente, così. Fate un movimento, un rotatorio, così. Andando bene, ecco, così. Vai Mitica, ciao e grazie. Quarto posto. Buonasera e bentornati. Voi fate recupero di coppe. Quarta classificata standard unificato sul liscio. Arrivano da Villamar Alessia Zei e Daniele Congia. Ciao ragazzi, buon ritorno a casa. Ciao Silvia, ciao Maurizio. Ecco anche per voi coppa ricordo. Grazie e buon ritorno a Villamar, grazie di cuore.
Emanuela. Seconda posizione aggiudicata la club di Villamar per quanto riguarda il liscio unificato. Buon ritorno a casa, ciao, grazie per la vostra partecipazione. Ecco la prima coppa. Sabrina ed Alessio si aggiudicano il primo premio. Anche te Sabrina, lasciaci con un giravolta, facci capire che questa gonna in qualche modo si solleva. Oddio, l'avete stirata con amore. Brava Alessia che torna per recuperare un'altra targa. Grazie. Vieni Luana, vieni. Faccio vedere. Posso? Oh, perfetto. Coppa. Grazie a Luana e grazie in modo particolare al loro straordinario insegnante Sandro Murru che è riuscito a creare questa incredibile atmosfera a Villamar. Stiamo terminando con le premiazioni, invitiamo gli amici che amano gli mentre si aggiudicano questa categoria. Ultimi 4 si aggiudicano il secondo posto per quanto riguarda questa categoria balli standard con il tango Paola Agus e Riccardo Sulas. Primi classificati invitiamo nel concludere anche i giudici di gara ad avvicinarsi per ricevere un omaggio. Gianni Doria, Luca Fanni, Giuseppe Ibba, Mario Stanna. Il mare che scintilla con il nuraghe su laghi che domina sotto il cielo azzurro che non svanisce mai. Santa Sofia campanile in alto, un simbolo forte che il tempo non ha franto. Dalla marina a Puzzolidus a Mesalonga la bellezza è tutta qui, non c'è storia più lunga. A Puzzolidus il mare è un sogno che ti accoglie, le onde danzano mentre il sole non si